Senape di Jean-Louis Frère dal 1825. Abbiamo tanti Conad per starvi vicino. Vicino a Claudia, che cerca convenienze in ogni suo acquisto. Dagli alimenti più freschi ai prodotti per la casa, per la salute e per il benessere. Nel nuovo spazio Conad. Vicino ad Anna, affezionata alla spesa sotto casa. Tutti i giorni si fida dei nostri consigli. D'altronde la conosciamo così bene. Siamo orgogliosamente italiani. Abbiamo tanti Conad, tutti diversi, per essere vicino alle vostre esigenze. Dalle città più grandi ai borghi più piccoli. Più vicini di così. Condiriso Berni, a base di 12 verdure selezionate. Buonasera e bentornati al Salotto al Caminetto per questa puntata dedicata allo sport, dedicata alla Motor Valley, ma a tante altre cose. Vado subito a presentare gli ospiti, partendo qui vicino a me c'è il sindaco di Faenza Massimo Isola, di fianco a lui l'assessore regionale al turismo, alle infrastrutture Andrea Corsini, poi un atleta, una grande atleta che ha vinto una quindicina di titoli nazionali, ha partecipato alle Olimpiadi, Alessia Polieri, ben arrivata, nuotatrice, e infine il sindaco di Imola, Marco Panieri, ben arrivato anche Marco Panieri. È una puntata quindi dedicata allo sport e vorrei partire proprio dalla Sport Valley, perché questo è un territorio legato tantissimo allo sport. Panieri. Intanto il gioco di squadra, buonasera a tutti, è una bella occasione, qui abbiamo dalla regione agli enti locali, in questo gioco di squadra mettiamo al centro quello che abbiamo nel nostro territorio, quindi strutture importanti come a Imola ad esempio l'autodromo Enzadino Ferrari, e lo facciamo sia in chiave locale che in chiave internazionale, dalla Formula 1 ai grandi eventi, ma anche al duathlon che poi dopo segue nella Riviera e prosegue in tutta Italia in altre iniziative. Quello dello sport e della polifunzionalità è una grande opportunità e anche ricadute turistiche rilevanti, perché in un momento come questo anche di ripartenza mettere al centro eventi, sport e tanto altro è sicuramente una grande opportunità. E poi noi Emiliano Romagnoni ce l'abbiamo nel DNA lo sport, e quindi insieme al cibo dobbiamo proseguire in questa. Tra l'altro se ci sono le infrastrutture, se c'è l'attività giusta, nascono i campioni. Esattamente così. Quindi Alessia noi siamo Polieri, orgogliosi. quanti titoli italiani dicevamo prima? 15. Buonasera a tutti, sì, una quindicina, adesso non li ho contati, nel senso non me li ricordo neanche. E a livello giovanile sicuramente tanti, comunque nell'Imola Nuoto abbiamo sempre avuto una storia da livello giovanile in poi molto prosperosa, e grazie comunque veramente a infrastrutture e persone veramente competenti, e comunque noi allo sport ci teniamo. Quindi. Ma quanti campioni ci sono dentro Imola Nuoto? Beh, siamo tanti, adesso comunque se sommate è una le bella Olimpiadi squadra, e i titoli? Sì. Sommando a livello di Olimpiadi saremo a 7-8 Olimpiadi, considerando, sì, sommando tutti, nel senso Fabio ne ha fatta una, io una, e Federico un'altra, Martina 2, quindi comunque insomma. È una bella soddisfazione. Città così piccola è una bella soddisfazione avere. Ci vuole una piscina più grande, Panieri. Ci stiamo lavorando. Massimo Isola, sindaco di Faenza, quanto sono importanti le infrastrutture giuste per creare lo sport? So che state lavorando su un grande centro, quello della Graziola, ma non solo. È fondamentale, perché mantenere la passione, i talenti, le attività significa per noi enti locali mettere in condizione da un lato di sviluppare la funzione sociale dello sport, ma soprattutto se vogliamo che, come stavamo dicendo adesso, lo sport diventi anche uno strumento fondamentale di sviluppo economico, turistico, culturale, dobbiamo avere strutture aggiornate, strutture competenti, e avere la struttura giusta, come stiamo vedendo anche in questi anni, permette di fare il salto di qualità anche attraverso
la collaborazione con la regione, penso a tutto il turismo sportivo legato alle grandi attività nei palazzetti, legato alle attività ovviamente anche legate al ciclismo, al di fuori. Ecco, per noi è fondamentale avere strutture di questo tipo, ci stiamo lavorando, come giustamente la Graziola è uno degli spazi che stiamo pensando con un pensiero un po' nuovo, no? Per l'attività sportiva di questi giorni, ma legate alla città e l'aspetto più sociale. Stiamo lavorando anche noi su altri fronti, penso al tema del motocross, dove invece la struttura può permettere un salto di qualità di livello internazionale. Andrea Corsini, in realtà è limitativo parlare di questa regione solo di Sport Valley, perché qui c'è il food, qui c'è il wellness, c'è la Motor Valley, poi ne parleremo, è un insieme. Lo sport è il grande contenitore o uno dei grandi contenitori. Buonasera. Ma sì, allora noi stiamo cercando di fare un lavoro già da qualche anno di valorizzazione delle nostre grandi eccellenze, che possono essere un traino per il turismo, ma possono essere anche un volano di sviluppo economico per l'intera regione. Investire sullo sport significa investire sulle nuove generazioni, significa investire sull'impiantistica sportiva, significa investire appunto sul futuro dei nostri ragazzi, significa anche, appunto, quando parliamo di grandi eventi, legare i grandi eventi come la Formula 1, come la Coppa Davis che abbiamo portato a Bologna nel mese di settembre, su dei grandi eventi che possono essere davvero un traino fondamentale per le presenze turistiche, quindi grandi eventi di comunicazione. Il lavoro che abbiamo fatto è iniziato nel 2015. Oggi iniziamo a raccogliere i frutti, ecco, di questo percorso che è stato avviato con l'Expo di Milano, dove appunto abbiamo fatto la svolta, nel senso che naturalmente i grandi prodotti dell'enogastronomia, i grandi prodotti dell'automotive esistevano naturalmente anche prima di noi, ma non erano mai diventati un elemento di promozione, di marketing territoriale. E noi abbiamo semplicemente, si fa per dire semplicemente, trasformato questi grandi prodotti, 44 prodotti DOP e IGP, e le 4 ruote più belle del mondo che vengono prodotte in Emilia Romagna, in un vero e proprio prodotto turistico. E da qui nasce la Motor Valley e la Food Valley. Oggi abbiamo oltre 3 milioni di presenze turistiche internazionali, quindi persone che da paesi esteri vengono in Emilia Romagna per visitare i luoghi di produzione dell'aceto balsamico, del parmigiano reggiano, piuttosto che della Ducati, piuttosto che della Ferrari o della Lamborghini. Abbiamo dei consorzi di albergatori che hanno lavorato in questi anni sotto la guida dell'APT per costruire, diciamo, dei prodotti esperienziali legati appunto ai grandi brand della Motor Valley e della Food Valley, e oggi ci stiamo cimentando con questo nuovo brand che si chiama appunto Sport Valley, che punta da una parte, diciamo, ad attirare in regione sempre più eventi sportivi che generano presenze turistiche e attrattività, e dall'altra a, come dire, provare a sfruttare dal punto di vista diciamo della nostra dotazione di impiantistica sportiva la possibilità di continuare ad alimentare questo grande circuito di grandi eventi o anche di medi e piccoli eventi che però generano un indotto sul territorio particolarmente importante. Adesso la Coppa Davis è l'ultima gemma che abbiamo aggiunto alla nostra collezione. Poi state lavorando già per un'altra gemma, perché è già uscita la notizia. Tra l'altro, insomma, il tennis adesso sta vivendo un grande momento, no? Perché sono dei campioni italiani. Sì, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Yannick Sinner, quindi sarà naturalmente un evento seguitissimo, quello di Bologna, da tutte le televisioni nazionali e non solo, e quindi quello è un grande strumento anche di comunicazione. E poi c'è il grande sogno che coronerebbe un po' il lavoro fatto in questi anni. Io non credo che ci sia una regione in Italia che abbia così tanti eventi sportivi di livello internazionale come l'Emilia Romagna. Ecco, se poi riusciremo, io penso di sì, perché siamo davvero a un passo dall'accordo. I giornali l'hanno già annunciato. L'hanno già annunciato, però io uso sempre il condizionale perché finché non c'è l'accordo e la firma è bene essere cauti. Poi con i francesi. Però insomma sono già venuti 2 volte a Bologna, quindi insomma sì, i francesi poi sono sempre un po' complicati. Speriamo che non ci diciamo, sentano. ecco. C'è il Tour de France, quindi la partenza del Tour de France da Firenze, poi con la tappa di Bologna e altre 2 tappe in Emilia Romagna sarebbe il coronamento di un lavoro molto importante. Dico solo l'ultima cosa: di solito non vale per Imola e non vale per Faenza, lo sport viene spesso messo, diciamo, in fondo alle priorità di un'amministrazione comunale o regionale, no?
Cioè, quando si devono assegnare le deleghe non ci si sbraccia per dare la delega allo sport a un assessore, no? Pianificazione territoriale, lavori pubblici sono quelle più contese. Noi abbiamo infrastrutture certamente. Il presidente Bonaccini si è tenuto la delega allo sport, non a caso, non solo perché è un grande appassionato di sport, ma perché ha voluto dare un'impronta politica al lavoro della sua giunta sullo sport. Grandi eventi, investimenti sugli impianti sportivi e sostegno alle associazioni dilettantistiche che sono fondamentali per alimentare appunto la cultura dello sport e la pratica sportiva anche nelle generazioni più giovani. Io mi chiedo, Marco Panieri, quando Cesare Cremonini è venuto all'autodromo, ha pensato che forse più dei colli bolognesi sono belli colli molesi, guardando quello spot dei mondiali di ciclismo? Sicuramente quando si parla di polifunzionalità, si parla di turismo, si parla di sport, una città come Imola ha anche nel DNA, oltre allo sport, la cultura, che è un altro elemento molto importante e molto rilevante. Devo dire che da Vasco Rossi a Ipergem a Cremonini, tutti e tre nella loro anche identità, nella loro identità di gruppi hanno dialogato, vissuto e hanno anche cambiato il loro approccio della musica anche attraverso questi grandi concerti. Se pensiamo a Vasco Rossi nel 98 ha fatto la svolta a Imola, no? E poi Cremonini in questo concerto. L'ha detto, c'è stato un bellissimo servizio anche in televisione che ha rappresentato quanto il suo amore, no? Per quel concerto, per quell'esperienza e anche questo rapporto molto stretto con i fans, ma soprattutto con quei colli, con quella terra che è l'Emilia Romagna. Lui parlava anche dell'autodromo in quel luogo dove andava col padre, no? Come in quello scambio di generazioni. E come nello sport automobilistico e motoristico, anche nella musica ci si approccia con i concerti, con la musica anche proprio in maniera di passione, di cuore e soprattutto di esibizione. E qui in questa terra nascono anche questi grandi talenti proprio perché alla fine c'è una qualità della vita e un modo anche di porsi e anche di mettersi in gioco importante. Quindi Cremonini nel suo concerto ha dimostrato alla sua terra, ai suoi colli bolognesi, alle Vespe e anche a quel calore, no, di quella emiliano-romagnolità quanto queste terre possono rappresentare nel mondo, e quindi anche per lui è stata una svolta, se vogliamo, perché il concerto 70.000, essere da solo, anche rappresentare in così uno spazio molto grande a 2 anni anche della pandemia, quindi superare un'altra barriera che è quella di rimettersi in gioco, dove visto che toccavamo anche questo, il settore della cultura e della musica è stato toccato in maniera importante anche dalla pandemia, quindi insomma l'autodromo come la città è pronta, e poi adesso lo faremo anche grazie sempre alla regione, ha un concetto sempre di polifunzionalità, perché faremo presto Imola in musica. Imola e la prima serata sarà dedicata a Guido e Basta, che è un'iniziativa che insieme alla Regione Emilia Romagna rappresentiamo anche sulla sicurezza stradale. E anche lì grandi talenti della musica proprio in piazza, da un lato per una grande opportunità che è quella di insegnare e lavorare sul tema della sicurezza stradale, e dall'altra parte veicolare la musica. Fra i grandi nomi anche Irene Grandi in questa serata, serata che si ripete, se vogliamo, Corsini, perché si è già svolta Guido e Basta in un altro territorio, no? Cattolica, se non erro. Cattolica 2 sere fa, migliaio di persone, quindi un grande successo. Quindi non è solo spettacolo e musica, è anche educazione. Educazione, sensibilizzazione. Noi abbiamo un osservatorio sulla sicurezza stradale che da diversi anni, con delle risorse importanti che mette a disposizione la Regione, sviluppa progetti soprattutto rivolti alle scuole, alle utenze deboli, per educare i cittadini, gli utenti della strada, che sono anche quelli che girano in bicicletta, non solo quelli che utilizzano l'auto, perché ognuno di noi è nello stesso tempo pedone, ciclista, motociclista, automobilista, a rispettare il codice della strada. Sono partite delle battaglie dall'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna sull'educazione stradale, battaglie politiche naturalmente molto importanti, come ad esempio quella sul casco obbligatorio per gli scooter, per i motocicli per ragazzi. Abbiamo iniziato noi, qualche anno fa, non c'ero io ma c'erano alcuni miei predecessori, a fare una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo del casco che alla fine ha portato il governo a legiferare in tal senso. Ora stiamo provando a fare la stessa cosa per regolamentare l'utilizzo dei monopattini, ad esempio, perché noi siamo assolutamente favorevoli alla mobilità elettrica, ma va regolamentata, e vediamo che oggi purtroppo non lo è. Quindi a Imola, 1° settembre, Guida e Basta a casa di Marco Panieri. Prima abbiamo parlato, Alessia Polieri, di infrastrutture, no? I campioni che nascono in questo territorio, però probabilmente c'è un insieme di cose, perché adesso Imola nuoto, ma penso anche che poco più in su, in Emilia, è nato anche Gregorio. Beh sì, come dicevo è comunque un insieme di
di cose, infrastrutture, persone competenti che hanno voglia di arrivare, di fare bene. Comunque nello sport purtroppo non sempre le cose magari vanno bene, ci sono alti e bassi come in tutte le cose, magari nello sport a volte di più. E comunque sì, le ultime quando... Olimpiadi ti sono volate via per poco. Vabbè, sì, purtroppo sì, però fa parte del gioco. E quella, ad esempio, l'anno scorso quella cosa mi ha fatto prendere ancora più consapevolezza che potevo ancora fare di più. Quindi anche tutto il periodo che è seguito, che è stato un pelo difficile, mi ha dato quella spinta in più per fare sempre meglio. Ho avuto, vabbè, la stagione della ISL, un mese e mezzo a Napoli, poi a Eindhoven, comunque in giro tra gli europei, e poi c'erano i mondiali. Comunque è stato veramente bello e formante comunque, e sicuramente avere l'aiuto costante da parte di persone che ci tengono è importante, quindi anche dall'alto, anche la società, tutto quello che è, insomma. Ho anche la sensazione, tu sei molto attiva nei social, che quando torni a casa hai piacere di tornare a casa, viaggi tanto, però c'è questo sì, io amore sono anche per Imola. Perché... molto patriottica e poi molto... Quanti concerti a Imola hai visto quest'anno? Quanti? Concerti. Purtroppo solo uno, perché, cioè, quello di Vasco, perché quello di Cremonini ero via, Eri via, se ai no Giochi saresti del andata. Mediterraneo, quindi purtroppo non sono potuta andare. Però sì, no, quando torno a casa è sempre casa, a parte quelle volte che magari sto proprio bene via, però tornare a casa per me è proprio essere in pace con il mondo. Poi la mia Imola è la mia Imola, quindi sì. Si sta bene anche a Faenza, lo chiedo a Massimo Isola, perché abbiamo parlato molto di sport, ma Panieri ha accennato anche all'importanza, la musica è cultura, e Faenza di cultura sempre considerata la piccola Atene di Romagna, con rispetto per le altre città. Certo, ma lo sport è un territorio che stiamo frequentando da pochi anni come categoria turistica, categoria di investimento e di sviluppo. La cultura per noi, diciamo, è la dorsale identitaria, no? È quello che siamo stati, quello che siamo, e anche qui in dialogo con la regione, con il governo, con le strutture anche europee per la nostra caratteristica della ceramica. Da anni stiamo cercando e siamo riusciti, credo, a riposizionare l'idea di una città nella quale la cultura, si diceva prima dello sport, non è, diciamo, no, uno degli ultimi temi di distribuzione, ma è motore di sviluppo economico e di sviluppo dell'identità. Le città di provincia come le nostre, attraverso la cultura, sono meno provinciali, meno naif, sono più cosmopolite, più europee, quindi è uno spirito che genera ricchezza, genera sviluppo, competitività e attrattività. L'abbiamo fatto vivendo la cultura non come un'idea museale, impolverata, ma come un qualcosa che si vive tutti i giorni, con strutture più internazionali possibili. E abbiamo cercato in questi anni musica, la ceramica soprattutto, le attività espositive, il rinnovamento degli istituti museali, la Pinacoteca da poco, eventi, no? Penso a Cena itinerante o alla 100 km o la musica nelle aie, cioè eventi nelle quali la cultura è uno strumento non elitario, è uno strumento orgogliosamente identitario, ma è l'occasione per portare un pubblico largo, ovviamente in base ai linguaggi, a geografie diverse. Con la ceramica parliamo col mondo, con la musica abbiamo dimensioni più regionali o nazionali, come il caso di Strade Blu o del MEI, ecco. Però la nostra scelta è stata di caratterizzarci per una grandi produzioni, la cultura da noi si produce, grandi istituzioni e eventi che dall'inizio di maggio a metà ottobre, Faenza, ogni fine settimana c'è un evento importante dove la cultura è proprio occasione di attrazione e di crescita. Ecco, prima di affrontare il tema che affronteremo nella seconda parte, quello della Motor Valle, volevo fare un rapido passaggio ripartendo da Alessia Polieri. Secondo te, che sei esterna al ruolo istituzionale, cosa serve alle piccole città o comunque le città dell'entroterra per aumentare il turismo? Qui siamo a Milano Marittima, quindi il turismo, qui a Milano Marittima c'è il mare, però Imola non ha il mare, Faenza non ha il mare.
cosa consiglieresti ai sindaci? Beh, allora sicuramente io noto che quando iniziano ad esserci delle competizioni anche a livello internazionale, molti anche parenti, amici, ma proprio i tifosi sono portati a recarsi in quella città, quindi chiaramente quello influenza molto per quel tot di tempo. Ti faccio l'esempio, come dicevo prima, della ISL, che è stata proprio una cosa ideata un po' simile a vari sport che adesso sono già un po' più avanti del nuoto. Il nuoto non è uno di quegli sport super pagati, super seguiti, e la ISL ha dato questa sorta di visibilità un pochino maggiore rispetto al solito e ad esempio abbiamo fatto a Napoli 1 mese e mezzo e c'è stata veramente tanto pubblico, tanto calore, e c'erano veramente tante persone che anche dall'estero seguivano i propri atleti, chi da varie parti d'Europa, alcuni addirittura dall'America, quindi è stata una cosa coinvolgente. Quindi continuare, Panieri, sui grandi eventi, poi ce lo dirà anche Corsini, perché grandi eventi ci sono veramente in questa regione, dagli Ironman tra poco anche qua. D'accordo. È un po' come il mondiale di ciclismo, no? Bisogna cogliere la volata e farla, quindi penso che l'obiettivo importante sia quello di fare sinergia tra territori. Qui vedete 2 enti locali, Imola e Faenza, che hanno preso un rapporto molto stretto, molto dinamico anche nel cercare di mettere a terra più cose possibili insieme, collaborando senza campanilismo, superando quei confini, superando i muri. Collaboriamo già anche ad esempio su altri settori, penso al consorzio Conami, penso ad altre attività economiche e sociali, e poi abbiamo deciso di metterci in rete con la nostra società, perché ad esempio l'altro tema è la recettività, le ricadute, quindi per avere sul territorio grandi eventi non basta avere il grande evento, ci vuole un gioco di squadra quasi perfetto, un'alchimia, e quindi lavorare sull'alchimia è importante. Noi abbiamo trovato risposte veramente forti dal punto di vista della regione, dal presidente, dall'assessore Corsini, che alla chiamata c'è un grande evento, c'è un'iniziativa, la regione è presente e affianca gli enti locali per fare qualcosa insieme. Dall'altra parte anche, ad esempio, noi abbiamo puntato molto su rilanciare il centro storico, che era un altro elemento per noi identitario, cioè il centro commerciale naturale è la risposta migliore alla cultura, alla musica, agli eventi, anche alla qualità della vita, perché vivere in un centro storico vuol dire anche conoscere le proprie radici. È un po', se vogliamo, la tradizione, le radici è il passaporto per il futuro, quindi proseguire in questa sinergia ci porta anche a consolidare i risultati. Poi ovviamente bisogna lavorare su tante cose. Un allineamento perfetto, no? Mettersi d'accordo, cercare di fare in modo che il turista sia un po' Imola, un po' Faenza. Nel weekend di Imola e Musica c'è Argillà a Faenza. Sì, Faenza e Imola sono un po' anche a servizio, ne abbiamo parlato tante volte con Andrea della Riviera, delle grandi città d'arte, cioè noi siamo un entroterra che possiamo svolgere una funzione vera se sappiamo cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fare. Io credo che con orgoglio ma anche con senso di realismo stiamo facendo questo, stiamo cercando di mettere in condizione il sistema emiliano-romagnolo di avere un entroterra nel quale c'è la qualità della vita, c'è un pensiero bello, ci sono servizi importanti, si crea attrazione in un'ottica di massa critica dignitosa, no? E credo che Faenza e Imola, ciascuno dei due da soli, rischia di essere insufficiente per svolgere quella funzione di cui c'è bisogno. Lavorando insieme ci sentiamo più utili al sistema dell'Emilia Romagna, sapendo che il turismo oggi si gioca in quella dimensione lì. Poi giochiamo un ruolo anche di trattino tra l'Emilia e la Romagna, quindi da un lato Faenza più in collaborazione con la Riviera, quindi Visit Romagna, Imola in contatto con Bologna. Ecco, questa situazione di confine io credo ci possa rendere interessanti, perché abbiamo delle identità, abbiamo delle cose da dire, siamo autentici, facciamo quello che sappiamo fare, non quello che non sappiamo fare scimmiottando altre cose, con grande spirito pragmatismo. Veniamo da una storia di servizi integrati, la straordinaria storia del Conami, l'abbiamo fatto lì, la più grande e più forte collaborazione. In questi anni abbiamo, io credo con risultati, dimostrato che quel perimetro è un perimetro che ci può dare grandi soddisfazioni a noi e alla regione, anche andando al di fuori, di stare insieme per avere servizi di livello europeo, solo sull'energia. Quindi credo che i risultati ci dicano che la strada è quella giusta.
Assessore Corsini, è più facile nell'entroterra, lungo la via Emilia, creare queste collaborazioni, queste sinergie, no? Che va molto di moda, il termine sinergia, che rispetto ad altre situazioni, penso alle grandi città d'arte dell'Emilia Romagna, o penso alle situazioni a volte conflittuali della costa, perché magari Cervia un po' litiga con Cesenatico e Rimini con Riccione. Ma sì, devo dire che un po' di campanilismo fa anche bene, diciamo, perché se stimola ognuno a fare sempre meglio e sempre di più per superare, diciamo, il vicino o il competitore, non guasta. Noi abbiamo fatto una legge, no? Per tenere insieme i territori e quindi sono nate le destinazioni turistiche proprio per superare, diciamo, il vecchio concetto non del campanile ma del campanilismo, diciamo, che non faceva bene a una promozione più integrata, diciamo, e più performante sui mercati, soprattutto internazionali. Io lavoro bene con tutti, lavoro bene con i sindaci della Riviera, con quelli dell'entroterra, dell'Appennino, insomma, credo che abbiamo costruito un sistema anche di relazioni che ci consente oggi di cogliere non solo tutte le opportunità che il mercato turistico ci offre, ma anche di essere pionieri di nuove offerte turistiche. Tant'è vero che in questi anni sono nati nuovi prodotti che oggi sono parte strutturale della nostra offerta, dal circuito dei borghi al circuito dei castelli, ai cammini. Non parliamo naturalmente della Motor Valley, o se volete ne parliamo dopo, che è un grande prodotto internazionale che trova la sua celebrazione nella Motor Valley Fest di Modena, perché quello, diciamo, è la vetrina, no? In cui noi mettiamo in mostra le eccellenze della Motor Valley. La Motor Valley non è solo turismo, la Motor Valley è un insieme di competenze, è un insieme di come dire, elementi di innovazione tecnologica, di aziende, di università, cioè è un cluster dell'innovazione straordinario di cui il turismo è una parte importante, perché naturalmente il marketing territoriale trainato dalla Motor Valley è un aspetto fondamentale. Quindi è bello fare l'assessore al turismo in Emilia Romagna proprio perché abbiamo, come dire, la possibilità non solo di valorizzare e di potenziare le nostre grandi vocazioni, ma anche di ricercare nuovi prodotti in grado di arricchire la nostra offerta, di valorizzare anche territori che magari fino a qualche anno fa non pensavano che il turismo potesse essere una fonte di reddito e anche di crescita culturale, perché poi se si crede nel turismo come un elemento di crescita complessiva si fa anche un'operazione di carattere culturale per valorizzare il territorio in cui si vive e si lavora. Cioè io dico sempre che anche un meccanico, un carrozziere dovrebbero pensare che il turismo aiuta anche le proprie attività perché valorizza un territorio, lo mette in valore. Quindi io penso davvero che noi potremo fare ancora molte cose insieme, soprattutto se, come dire, questa fase, diciamo, che stiamo attraversando molto complicata, difficile, però insomma in questo momento il turismo sta viaggiando con dei numeri importanti, ci consentirà anche dopo l'estate di fare un lavoro diciamo di continua innovazione e miglioramento della nostra offerta. Ci fermiamo per pochissimo, poi torniamo a parlare di Motor Valley, poi con l'assessore Corsini affronteremo anche nella parte finale della trasmissione un passaggio sulle infrastrutture, perché il turismo è bello fare, assessore al turismo, poi però ci sono le attività della costa che dicono ma però i turisti non arrivano fino in Riviera perché le strade non ci sono, i treni non ci sono, la solita polemica. Figuriamo. A tra poco. Senape di Jean-Louis Frère dal 1825.
Abbiamo tanti Conad per starvi vicino. Vicino a Claudia, che cerca convenienze in ogni suo acquisto. Dagli alimenti più freschi ai prodotti per la casa, per la salute e per il benessere. Nel nuovo spazio Conad. Vicino ad Anna, affezionata alla spesa sotto casa. Tutti i giorni si fida dei nostri consigli. D'altronde la conosciamo così bene. Siamo orgogliosamente italiani. Abbiamo tanti Conad, tutti diversi, per essere vicino alle vostre esigenze. Dalle città più grandi ai borghi più piccoli. Più vicini di così. Condiriso Berni, a base di 12 verdure selezionate. Bentornati al Caminetto di Milano Marittima per affrontare il secondo grande tema di questa puntata, che è la Motor Valley. Prima si è parlato del trattino che unisce, se vogliamo, l'Emilia dalla Romagna, ma quel trattino che lega stretto Faenza anche a Imola. Noi l'anno scorso abbiamo iniziato il salotto al Caminetto con Nadia Padovani Gresini. Quest'anno, forse per rispetto di un grande campione che è un esempio di Imola e Faenza, perché è nato a Imola ma il team è a Faenza, abbiamo iniziato il programma con Lorenzo Gresini. La Motor Valley è anche qui, poi magari Corsini ci dirà qualcosa di diverso, ma Faenza è l'unica città al mondo con 2 team mondiali, Isola. Sì, noi sulla Motor Valley, parlavamo prima di turismo, stiamo entrando oggi in una dimensione nuova. Cioè Motor Valley, come diceva l'assessore, è innovazione, pensiero, saper fare, eccellenze artigianali, eccellenze industriali, attitudine all'innovazione. In questa direzione Faenza ha queste 2 straordinarie eccellenze, Alfa Tauri e il team Gresini, ma allo stesso tempo abbiamo sul tema del carbonio tra le più importanti aziende del mondo la produzione di materiali necessari per praticare l'innovazione nel settore automobilistico. Abbiamo quell'esperienza, anche qui si citava, universitaria, cioè quel collegamento tra la ricerca, trasferimento tecnologico, tra la ricerca e il lavoro e la produzione. Si è creata un'identità, cioè singole eccellenze hanno costruito un'identità nuova nella quale oggi ci rivediamo. Per fare identità servono eccellenze, servono come Gresini o come Alfa Tauri anche, no, dei sogni importanti. Noi abbiamo cercato di fare quello che ci mancava, cioè la capacità di tradurre tutto questo anche in una dimensione turistica. Allora, insieme alla Regione, insieme al Comune di Imola, stiamo lavorando per la Motor Arena, per creare all'uscita dell'autostrada uno spazio aperto tutto l'anno nel quale trovare le Alfa Tauri, le moto di Gresini, di Minardi, spazi interattivi nel quale andare a vedere i Gran Premi, i MotoGP, uno spazio attivo dove il mondo della passione delle moto può trovare tutto l'anno delle esperienze, oltre che della conoscenza dell'informatica, portare a terra, perché oggi un turista non può andare a visitare lo stabilimento dell'Alfa Tauri, anche da Gresini la vedo complicata. Quindi questa prima azione, la Regione, Imola, insomma, stiamo lavorando tutti anche con un investimento, un aiuto forte proprio dell'assessorato. E il secondo, sul tema del motocross, proprio siamo riusciti, notizie di questi giorni, 4 milioni e mezzo del PNRR, abbiamo approvato la scorsa settimana il Consiglio Comunale il nuovo bando, siamo convinti che avremo un gestore di livello internazionale che potrà investire questi milioni di euro, dovrà anche lui inserire circa 700.000 euro, quindi un investimento di oltre 5 milioni per avere in mezzo tra Faenza e Imola un campo cross che possa portare migliaia di turisti tutto l'anno, fare il mondiale, quindi riportare a terra da un punto di vista turistico uno specifico identitario che è sempre più importante. Marco Panieri, faccio una provocazione subito. Io ero al Modena Motor Valley Fest di Modena, l'ho visto, bellissimo, straordinario, però secondo me si può fare anche Imola all'autodromo. No, io penso che ci sia quel gioco di squadra che abbiamo rappresentato prima. La Motor Valley è diffusa, è sulla via Emilia, versione autunnale. È nella regione, è all'interno di un tracciato che è un tracciato emozionante. Tutti quelli che sono passati per Imola hanno raccontato, hanno vissuto anche direttamente delle emozioni uniche che solo a Imola si possono vivere, ma perché c'è questo cuore della Motor Valley, questa passione, questo entusiasmo, soprattutto questo anche profumo, no? Dei motori, dell'olio, di tante iniziative che ci sono e che hanno rappresentato negli anni quello che è il tempio della velocità. E quindi l'autodromo è sicuramente un punto fondamentale anche per il nome che porta, Enzo Dino Ferrari.
l'anno prossimo saranno i 70 anni dell'autodromo, una grande occasione per rilanciare anche la nostra struttura a livello internazionale e quindi farlo in quella chiave di lettura che diceva anche prima Massimo, cioè l'università, la regione, le aziende, perché oggi l'autodromo Enzo Dino Ferrari è una grande palestra di polifunzionalità dove l'università sperimenta veicoli, dove si sperimentano veicoli elettrici, dove si sperimenta la guida autonoma, ma dove girano e corrono in sicurezza tantissime auto. Abbiamo ospitato eventi quest'anno molto importanti, dalla Le Mans alla Formula 1, chiuderemo quest'anno con le finali Ferrari mondiali, una grande occasione del Made in Italy e anche di quello che è la massima esaltazione motoristica e automobilistica, perché il ritorno anche di grandi eventi come possono essere dei motori è un'altra occasione, in quella che è una chiave di lettura dove deve vedere tutti insieme, tanti attori che rappresentano quella filiera, dal meccanico all'azienda che poi costruisce, anche al carbonio. Stiamo costruendo una filiera insieme sulla rigenerazione del carbonio, questo è un elemento anche non solo di ricaduta turistica ma anche di ricaduta industriale. Un altro elemento importante che stiamo facendo proprio da condividere con la regione è l'impatto della ricaduta economica di tutto quello che stiamo organizzando. Questo è un elemento incredibile, se si pensa quante aziende ci sono dietro un grande evento. Si dà a volte molto per scontato, in realtà dal facchinaggio all'attività di organizzazione, agli allestimenti, a tutta la parte oggi sempre più tecnologica, perché le gare che ci sono sempre più tecnologiche, sempre più digitali, hanno bisogno di fortissime tecnologie e poi c'è tutto l'impegno sull'elettrificazione. Quello che stiamo facendo anche come sforzo è, grazie a questo progetto Imola Living Lab, Terre Motori e The Sound of Imola, che sono 3 filoni che collegano un po' tutto. The Sound of Imola, quindi collegano il rumore, ma io non lo definisco un rumore, ma una musica, il suono. No, ma infatti è provocatorio, sì. Perché ecco, se la mettiamo sul nostro territorio, questo è un elemento che mette insieme dal suono, dall'emozione di quei motori anche alla musica, e dall'altra parte il progetto Terre Motori, che unisce anche i territori, rompe i confini che non ci sono e sostanzialmente mette insieme aziende, DNA in quella terra e altro. E poi c'è il progetto Imola Living Lab, che spendo qualche parola perché devo dire che l'assessore Corsini anche da questo ci ha accompagnato fin da subito in maniera importante. Abbiamo coinvolto Jean Todt quando era presidente della FIA e abbiamo ricevuto 3 stelle FIA per il nostro autodromo, che sono 5 gli autodromi al mondo che ce l'hanno, quindi diciamo anche qui un impegno in poco tempo e poi una conferma di quello che era l'impegno, quindi tanta sostenibilità ma anche tanta attenzione a quello che è il DNA della Motor Valley, e poi la sicurezza stradale e l'inclusione, quindi anche tutto il tema legato alle guida, legato ai disabili e anche a un'inclusione sociale, perché poi l'abbiamo avuto come esperienza da Alex Zanardi e anche da altri grandi campioni che sul tracciato si sono espressi. Prima parlavamo di sport, no? E anche la Porcellato ha corso sul nostro tracciato e si è preparata lì, e quindi la Motor Valley rappresenta non solo per la regione ma anche per gli enti locali, anche per noi, una chiave di lettura internazionale. E dico l'ultima cosa in maniera velocissima, è proprio anche quanta forza dà alle nostre imprese. Noi siamo un tessuto manufatturiero, il fatto di poterci rappresentare nel mondo come la terra della Motor Valley e anche questa chiave di lettura d'insieme è una chiave internazionale molto importante che per le cooperative e il mondo industriale dà veramente una grande opportunità, un faro incredibile. La domanda era poi questa, se lo sport è turismo, poi Alessia Polieri ci dirà lo sport è anche lavoro, no Alessia, per te? La Motor Valley è lavoro, è aziende, grande possibilità di dare economia al territorio, è un passaggio superiore se vogliamo. Corsini, la facciamo il Motor Fest a Imola? Adesso bisogna che convinciamo Muzzarelli a spostarlo. Giancarlo Muzzarelli è una persona amabilissima. Amabilissima, sì, no, adesso Modena naturalmente è il cuore della Motor Valley, Modena uguale Ferrari, quindi abbiamo scelto Modena per celebrare la Motor Valley, questo evento che dura 3 giorni, ma la Motor Valley appunto è molto di più che l'evento, diciamo, vetrina. I grandi eventi motoristici, automobilistici, quelli che, diciamo, hanno un grande risalto mediatico, ma anche quelli che non ce l'hanno meno, ma che però generano un importante indotto economico. E poi la Motor Valley è appunto un ecosistema straordinario, fatto di, è stato detto, no? Di piccole imprese, grandi imprese, di artigiani, di tecnologie, di innovazione, di ricerca. Abbiamo fatto addirittura un'università dedicata alla Motor Valley, quindi è molto di più che un prodotto turistico. Dico anche una cosa forse che nessuno sa ancora,
a dimostrazione proprio di come il tema della ricerca, dell'innovazione, dei materiali è straordinariamente importante per la nostra regione, che Luna Rossa Prada Pirelli Team, che tutti sapete che cos'è, sta costruendo la nuova imbarcazione per partecipare alla Coppa America del 2024 a Barcellona e utilizzerà molte delle tecnologie prodotte da alcune aziende della Motor Valley. Quelle ormai sono diventate delle Formula 1, non so se avete visto l'ultima Coppa America quest'inverno, sono dei bolidi, no? Che viaggiano, diciamo, anche a una certa altezza dall'acqua, e sempre di più la velocità è determinata naturalmente dalla ricerca di materiali sempre più performanti, da sistemi elettronici sempre più performanti, da tecnologie sempre più performanti. Luna Rossa è venuta in Emilia Romagna, ci ha chiesto di dargli una mano a trovare delle aziende per poter sviluppare appunto ricerca di materiali e tecnologie per essere più veloci dei neozelandesi, quindi provare a vincere la prossima Coppa America. Ecco, questo per dire che siamo davvero, cioè ci vengono a cercare, ecco, quindi porteremo l'Emilia Romagna anche alla prossima Coppa America con Luna Rossa Prada Pirelli Team. Quindi insomma è davvero un motivo di orgoglio per la nostra regione, l'indotto economico è naturalmente straordinario, attiriamo anche investitori internazionali, adesso speriamo che si possa concludere positivamente questo grande investimento di questa joint venture cinese-americana che dovrebbe fare questo investimento a Reggio Emilia per produrre la supercar elettrica, 1 miliardo di investimenti. Ci sono alcuni problemi, diciamo così, legati all'acquisizione dei terreni, però credo che l'incontro di ieri con l'assessore Colla sia stato almeno in parte risolutivo, che darebbe, diciamo, un ulteriore impulso dal punto di vista dell'internazionalizzazione dell'Emilia Romagna rispetto al tema dell'automotive. Posso togliermi una curiosità, Panieri? È stato più emozionante quando è arrivata la notizia torna il Gran Premio di Formula 1 Imola, o quando è arrivata la notizia è stabilmente nel calendario di Formula 1 Imola? Sicuramente la seconda, però diciamo che avevamo lavorato talmente tanto in sinergia col primo e anche la struttura, perché poi le Corsini cose me lo disse una sera a Lugo, mi disse diciamo che le cose non la capitano. Formula 1 rimane. Tornerà. Non so se si ricorda. Le cose non capitano per caso, quindi proprio in maniera flash penso anche che quel Gran Premio è stata la prova al mondo che eravamo pronti, l'abbiamo fatto per una situazione complessa, la pandemia, quindi siamo entrati in gioco in un momento difficile, però la struttura era pronta, il circuito era pronto, la prima è andata bene, poi devo dire che quando la si fa a porte chiuse c'è stata molta amarezza, perché poi più che la notizia di riportare la Formula 1, la prima notizia è stata quella che il primo Gran Premio che si riportava a Imola era a porte chiuse. Eravamo pronti per fare la porta aperta e abbiamo dovuto invertire la rotta, e quindi la voglia di rimettersi in gioco in quel gioco di squadra e non solo allargare all'Emilia Romagna, ma allargare anche un progetto fortissimo di rilancio del paese attraverso la chiave di lettura del Made in Italy, delle frecce tricolore, quindi questo abbraccio tricolore, e poi della Motor Valley che ha completato in questo gioco di squadra quel ritorno che oggi è in calendario e che ogni anno ci fa battere il cuore, ecco. Alessia Polieri, prima hai sottolineato come ami tanto la tua città, e quando sei a Imola poi vai all'autodromo, vai al palazzetto, vai anche allo stadio ancora? Andavi un po' meno. Ultimamente un po' di meno. I prossimi impegni per te, parliamo un po' di te. Allora, adesso i prossimi impegni è un po' di vacanza. Finalmente, perché ho avuto dopo i comunque giochi un anno molto mediterranei. impegnativo, a partire dall'anno scorso che c'era stato l'inseguimento delle Olimpiadi e poi era terminata col campionato assoluto. Avevo staccato una settimana esatta e poi avevo ricominciato subito per la ISL, quindi piena di gare, piena di competizioni già fin da settembre, che per noi in calendario non è mai così. E quindi è stata un po' particolare come stagione, piena di gare rispetto poi a quella precedente, che era stata cosparsa di buchi da competizioni causa pandemia, quindi proprio da un estremo all'altro. Prossimi obiettivi, adesso verso fine agosto, inizio settembre riprenderemo la vera preparazione per poi tentare la qualificazione all'europeo e in corta e poi al mondiale, e dopo si vedrà. Lo sai che sono scaramantica, quindi Sì, molto scaramantica, però te non si può continui parlare più di imperterrita. tanto. È un momento abbastanza competitivo nel nuoto italiano, giusto? Sì, ci sono stati veramente numerosi risultati eccellenti
dal Mondiale di Budapest a comunque anche tutte le varie manifestazioni internazionali che abbiamo fatto, come quando ero via per il concerto di Cremonini, che eravamo in Algeria per il campionato dei Giochi del Mediterraneo, quindi insomma è stata comunque un'estate piena, fitta di eventi, e il nuoto italiano si è mosso bene, insomma. Quindi, Ti diverti ancora? sì, mi diverto. A far fatica, no, mi A far piace, fatica. quindi comunque, beh sì, comunque il nuoto è uno sport che per forza di cose devi spendere dalle 4 alle 6 ore di allenamento al giorno e non ti regala niente nessuno. Se lasci un attimo è tutto perso, quindi bisogna stare abbastanza sul pezzo. E poi dalle 4 alle 6 ore sono quelle che dorme un buon politico, perché di solito voi dormite dalle 4 alle 6 ore, vero Isola? 6 ore è già un record. 6 ore è un record, sì, è un impegno totale, è uno di quei lavori, diciamo, di quelle esperienze che si fanno dandosi, donandosi, quindi alla fine da questo punto di vista il tempo, come si diceva prima, le cose non succedono mai per caso, anche qui nessuno ti regala niente, cioè o si tessono delle tele con continuità oppure se si perdono dei fili poi dopo riannodarli diventa impossibile. Panieri dorme 4 ore. Diciamo che la media è sempre uguale per tutti, l'agenda è molto impegnativa, però ecco, la passione, l'entusiasmo e il calore anche della città poi ti dà l'energia per riempire le altre 20. Assessore, allora parliamo un attimo delle infrastrutture, perché quando è chiaro che lo stile del caminetto è allegro, però quando arrivano degli imprenditori in questo salotto, e ci sono stati anche quest'anno, ma se ci fosse il treno, ma se ci fosse l'aereo, ma se ci fosse la strada senza le buche, che è un problema poi di tutti i comuni, no? Cosa si può fare? Allora, adesso tanto non mi pare che la situazione sia così disastrosa, ecco, perché comunque abbiamo dei problemi naturalmente, abbiamo delle criticità, abbiamo delle lacune che dobbiamo colmare e ci stiamo naturalmente lavorando, sapendo che realizzare le infrastrutture in questo paese è molto complicato, soprattutto perché i tempi di realizzazione, o meglio i tempi che passano, diciamo così, dalla progettazione alla realizzazione, più che i tempi di esecuzione vera e propria, richiedono dei passaggi purtroppo sempre troppo lunghi, le autorizzazioni eccetera eccetera. Comunque noi stiamo lavorando su alcune grandi infrastrutture per davvero cantierizzarle nel 2023, che sono il passante di Bologna, la Cispadana. Adesso non vado, diciamo, troppo lontano dalla Romagna, ma mi fermo, diciamo, delle infrastrutture che, anche se non vengono realizzate in Romagna, saranno fondamentali per migliorare la raggiungibilità della Romagna e quindi, come dire, fare un servizio importante anche al turismo e complessivamente alla competitività del nostro sistema economico, perché il passante di Bologna, di cui si parla da tanti anni, poi Marco, diciamo, che è imolese, è il trattino, lui è il trattino, sa bene di che cosa sto parlando, è un'infrastruttura che è vero che si realizzerà a Bologna, ma è un'infrastruttura che servirà tutta la regione e io dico tutto il paese, perché intervenire nel nodo di Bologna significa intervenire in uno degli snodi cruciali della viabilità nazionale, perché l'Emilia Romagna, essendo collocata trasversalmente nello stivale, chi deve andare da nord a sud, da est a ovest, bene o male deve passare dall'Emilia Romagna. Quindi il nodo autostradale e il nodo ferroviario di Bologna sono due elementi fondamentali della viabilità nazionale. Realizzare il passante di Bologna nel 2023, i cantieri partiranno, significa fluidificare molto meglio la circolazione in uno dei nodi più critici della viabilità nazionale. Sulle infrastrutture ferroviarie stiamo lavorando, ad esempio abbiamo ottenuto i primi 100 milioni di finanziamento dal governo per realizzare la metropolitana ferroviaria di superficie che collega Ravenna con Rimini, ridurre i tempi di percorrenza, che significa togliere 39 passaggi a livello e quindi realizzare un sistema appunto di mobilità moderno, efficiente e sostenibile in uno dei grandi distretti turistici del mondo, uno dei più grandi distretti turistici del mondo per numero di presenze, che è appunto quello della Riviera Adriatica. Gli interventi sulla Statale 16, gli interventi sulla Via Emilia, insomma abbiamo una programmazione definita, abbiamo in parte anche le risorse per attuarle e credo che insomma in questi anni siamo riusciti appunto ad accelerare molto gli iter burocratici e la finanziarizzazione di molte di queste infrastrutture. Ora dobbiamo naturalmente passare alla fase realizzativa e io penso che da qui al 2025
riusciremo davvero a realizzare molte delle infrastrutture di cui si parla da tempo in questo territorio. Negli ultimi 30 secondi a testa, in chiusura di trasmissione, parto di nuovo dal sindaco di Imola, Marco Panieri. Vi chiedo quanto dobbiamo essere preoccupati, non dico dal punto di vista politico, non parliamo di politica in questa trasmissione, ma dal punto di vista economico per l'autunno, e quanto ogni istituzione, in questo caso i vostri comuni, dovranno lavorare per aiutare le imprese. Il gioco di squadra, l'abbiamo visto anche questa sera, e la stabilità sono la chiave di lettura migliore, quindi dobbiamo avere una certa preoccupazione, ma da sindaci dobbiamo anche trasmettere fiducia. Se si fanno queste cose, se si gioca in squadra, se si mettono a terra gli investimenti, se si ha una traiettoria chiara, allora si possono dare risposte anche ai temi più difficili. Se pensiamo alla pandemia, è stata veramente dura, però ce la stiamo mettendo alle spalle con fatica. Però ecco, dobbiamo ridurre quelli che sono gli ostacoli che abbiamo davanti a noi, quindi sicuramente un po' di preoccupazione, ma la fiducia e anche rafforzare il gioco di squadra nelle istituzioni, dalle locali alle territoriali, è fondamentale, quindi proseguire anche nel percorso che ci siamo dati. Sindaco di Faenza, siamo ancora in uno stato di guerra fra Russia e Ucraina, c'è la pandemia energetica, come rispondiamo? Siamo sospesi, noi io e Marco siamo entrati in gioco, no? In una fase di sospensione, no? Un po' dove non si vedeva dove eravamo prima, no? Dove dovevamo arrivare, quindi diciamo siamo un po' abituati a questo stato delle cose, siamo ancora lì, siamo ancora in una situazione di grande transizione, la speranza e l'ottimismo di cui parlava Marco è condiviso, cioè da un lato abbiamo criticità di sistema molto importanti, dall'altro abbiamo delle opportunità senza precedenti, cioè le città soprattutto delle nostre dimensioni, PNRR e fondi strutturali, abbiamo avuto delle risorse come non mai, quindi abbiamo un'identità forte, abbiamo un welfare che ha tenuto, abbiamo spirito di comunità dove la gente si sente meno sola e dove le disuguaglianze sono meno macroscopiche che in altre parti d'Italia, quindi ci sono criticità, ma c'è anche l'ottimismo ragionevole di un sistema forte che ha tenuto una prima diciamo, sforzo importante Covid, e credo resisterà anche questa e costruirà una società nuova, perché io credo dalle nostre parti questi investimenti PNRR, fondi strutturali, costruiranno una Faenza, una Imola nuove e che daranno risposta a cittadini che saranno diverse da quelle precedenti, quindi una fase di incertezza, ovvio, ma anche una fase di ripartenza profonda, molto profonda. Chiuderemo con Corsini. Ad Alessia naturalmente l'ottimismo non manca, perché affrontare la pandemia per una che aveva bisogno dell'acqua senza poter andare in acqua, immagino che questo autunno sei già più serena, o no? Beh, sì, la quarantena è stato uno dei periodi più difficili da quando magari nuoto, perché 2 mesi e mezzo senza nuotare non li facevo tipo da 20 anni o forse di più. E l'autunno, beh, sicuramente noi verremo, spero, aiutati comunque dalle istituzioni, perché ovviamente c'è il costo dell'acqua, il costo, tutti i vari costi che comunque una piscina comporta, e Riscaldamento, che vuol dire esatto, costo energetico. tutto quant'altro, e quindi io non posso parlare di costi o altro perché non entro in merito, però Lo sanno bene gli amministratori, quello che costano le strutture adesso. esatto, io penso solo a nuotare e Bene. a fare bene, si spera. Grazie Alessia. Assessore Corsini, un minuto per dare un messaggio di serenità, che è difficile darlo perché le previsioni non sono così rosee per settembre-ottobre. No, le previsioni non sono rosee, però dopo che avremmo formato un nuovo governo, perché naturalmente siamo in campagna elettorale, quindi dovremmo attendere la formazione di un nuovo governo, io credo che ci siano insomma le condizioni per poter uscire da questa situazione, se riusciremo ad attuare una parte, diciamo così, degli impegni che il governo Draghi aveva messo sul tavolo. Uno di questi naturalmente è un impegno, io credo il più importante dal punto di vista della transizione ecologica, e appunto per dare una risposta importante al tema della pandemia energetica, che è il grande investimento che sarà realizzato a Ravenna. Da una parte il rigassificatore, dall'altra il più grande parco delle energie rinnovabili d'Europa, che saranno realizzati entrambi al largo di Ravenna. È un investimento che noi abbiamo pensato e per il quale ci siamo proposti, non per Ravenna o per l'Emilia Romagna, ma è un investimento al servizio del Paese,
E questa è la cosa che credo vada sottolineata maggiormente, cioè a Ravenna e l'Emilia Romagna si sono messi a disposizione del Paese per ridurre la dipendenza energetica dell'Italia dalla Russia. Tant'è vero che insomma, è stato uno dei progetti che il governo ha sostenuto con maggior forza. Il commissario e il presidente Bonaccini abbiamo già messo in campo, diciamo, la struttura tecnica che dovrà accompagnare il percorso di realizzazione della, più che di realizzazione, diciamo, della messa in funzione del rigassificatore nel 2024. Speriamo che il nuovo governo confermi questo grande investimento e soprattutto che il nuovo governo confermi alcune delle scelte strategiche che il governo Draghi aveva messo in campo e in parte anche già attuato. Quindi io sono, come dire, fiducioso nell'intelligenza dei nostri concittadini che ci daranno la possibilità di continuare a fare un lavoro, se possibile anche migliorarlo, che però era stato impostato in maniera, credo, corretta e giusta, nell'interesse del Paese. Grazie tantissimo di essere stati questa sera al Salotto al Caminetto, grazie a voi che ci avete seguito da casa, buona serata a tutti. Senape di Jean-Louis Frère dal 1825. Abbiamo tanti Conad per starvi vicino. Vicino a Claudia, che cerca convenienze in ogni suo acquisto. Dagli alimenti più freschi ai prodotti per la casa, per la salute e per il benessere. Nel nuovo spazio Conad. Vicino ad Anna, affezionata alla spesa sotto casa. Tutti i giorni si fida dei nostri consigli. D'altronde la conosciamo così bene. Siamo orgogliosamente italiani. Abbiamo tanti Conad, tutti diversi, per essere vicino alle vostre esigenze. Dalle città più grandi ai borghi più piccoli. Più vicini di così. Condiriso Berni, a base di 12 verdure selezionate.